Agirbo? Sì, onorevole, buongiorno. Due domande in realtà molto connesse l'une con le altre. Allora, premesso che sono molto vicino a molte delle sue posizioni, ma detto questo, allora, come concilia la Lega italiana con la Lega di Zaia e Maroni che in questo momento stanno portando avanti il discorso del referendum per l'autonomia? Prima domanda. Poi sappiamo perfettamente che ci sono anche molti altri movimenti all'interno di queste regioni che spingono ben oltre l'autonomia e l'indipendenza è sicuramente un obiettivo. E questa è la prima domanda. La seconda domanda, per quanto riguarda il discorso dell'euro, molti economisti che anche lei ha citato dicono che una moneta forte sta bene in uno Stato forte. L'Italia in questo momento sicuramente non è uno Stato forte, però se vogliamo analizzare, uso un suo termine, la Padania, o meglio ancora per quello che mi riguarda il Veneto, sarebbe uno Stato estremamente forte. Finch dice che lo Stato veneto indipendente sarebbe come una AAA. Quindi fondamentalmente è vero che l'euro oggi come oggi è una moneta che deficita l'Italia, ma è una moneta che tecnicamente, se ci fosse un Veneto indipendente, sarebbe una moneta assolutamente congrua. Cosa ne pensa? Guardi, proprio ieri parlavamo del referendum per l'autonomia da tenere sia in Veneto che in Lombardia, che ci saranno a disposizione dei veneti e dei lombardi entro l'anno grazie alla Lega e alle battaglie della Lega, perché se avessimo aspettato la fortuna, gli altri o qualcun altro, lombardi e veneti mai avrebbero potuto votare. Invece con caparbietà offriremo ai cittadini veneti e Lombardia questa possibilità di scelta, poi dipenderà da loro prenderla al volo o meno questa possibilità. Ma io penso a un paese federale, unito nella diversità, nel rispetto delle autonomie, delle identità, delle economie. Io penso che la Sicilia usi malissimo la sua autonomia perché è solo autonomia di spreco e tanto dovrebbe toglierla lo statuto speciale della Sicilia, perché l'autonomia deve far rima con responsabilità, quindi il diritto alla libera scelta, all'autogoverno dei popoli è sacro, non lo ferma o non lo decide Salvini o nessun altro, quindi i popoli devono poter scegliere. Io penso che l'Italia sia bella perché è diversa, sono 8.000 campanili, è diversa Vicenza da Verona, è diversa Pisa da Livorno, non dico che sia meglio o peggio l'una dell'altra, ma ciascuno deve far di suo, con le sue forze e con le sue energie. E quindi l'euro andrebbe bene solo a una parte del paese. Ripeto, una moneta per economie con sistemi fiscali, previdenziali, giudiziari diversi non ha precedenti nella storia. Lo stesso Veneto da solo o la stessa Lombardia da sola, che insieme fanno 70 miliardi di euro di residuo fiscale all'anno in Italia, devono poter controllare la loro moneta, dico anche le loro banche, ricordando i disastri di Veneto Banca, Popolare Vicenza, con un'istituzione che si chiama Banca Italia in Italia con 7.000 dipendenti, 2 miliardi di spesa che è pagata per vigilare non vigila un piffero, e quindi quando torneremo al governo dovremo anche riportare sotto il controllo pubblico Banca d'Italia e fare un'opera di snellimento, perché se un istituto è pagato per vigilare e non vigilare mi domando che ci stia lì a fare. E quindi tornare a controllare una moneta che sia una moneta rispondente all'economia italiana è fondamentale. Poi, fatto questo, tornate a controllare la moneta, i confini ovviamente, perché l'immigrazione incontrollata è un disastro da tutti i punti di vista. Poi l'Italia può anche decidere se articolarsi al suo interno in maniera istituzionale e fiscale diversa. Questo sì, però la priorità in questo momento è liberarsi dalla gabbia che ci hanno costruito intorno a Bruxelles. Questo nell'interesse tanto dei veneti quanto dei pugliesi o dei laziali, questa è la priorità numero uno.